Presidente, qual è il futuro di questo LEV? È un bel sogno parlare di futuro. Qual è il futuro? È interessare o creare interesse attorno a quest'opera, perché noi abbiamo notato come nuova amministrazione che siamo insediati da un paio di anni che non troviamo nella cittadinanza, nelle autorità, in tutte quelle persone che dovrebbero conoscere quest'opera, non troviamo la conoscenza che quest'opera meriterebbe. Per cui il futuro è proprio farci conoscere e cercare di creare l'interesse che quest'opera merita. Ecco, con l'università avete avviato anche un piano all'interno del quale il LEV com'è, infatti rappresenta proprio l'asse portante. E abbiamo attivato tramite l'interesse anche dell'ANBI a livello regionale perché collaboriamo strettamente. Abbiamo iniziato a ragionare con l'università perché vogliamo fare un gradino in più, vogliamo riuscire a dare a quest'acqua quel valore che l'opera merita, non per ripetermi, ma bisogna riuscire a dare il giusto valore a quell'acqua che noi riusciamo a portare in giro per il Veneto, per il Basso Veneto. Acqua che è una risorsa comunque su cui nascono dispute anche a livello globale, ma anche qui a livello territoriale vediamo che la stagione ci mette davanti a delle problematiche. Lei prima nel suo intervento ha chiesto perentoriamente di avere certezze sul fatto che l'acqua ci sia per l'irrigazione. Tutto ruota attorno a questa affermazione, cioè noi dobbiamo lavorare e far sì che anche le aziende lavorino su una certezza, perché nel 2017 non possiamo più far sogni o pensare che qualcosa o prima o dopo si sistemi. Bisogna che cominciamo nella realtà, lavorare per una concretezza e cercare di dare quella serenità a chi sta investendo in campagna o nelle strutture, negli ambienti, ai vari paesi che magari stanno facendo con i loro sindaci in prima persona degli investimenti per cercare di rendere più vivibile il loro territorio. Per cui noi siamo in grado di fare un lavoro se ci danno la possibilità di farlo. E c'è poi questo allarme dei FAS che diciamo che si unisce a una situazione già difficile. Questo sì, è veramente un allarme dove lo stiamo seguendo con le autorità competenti, con l'assessore in primo luogo. Faremo ulteriori incontri e da lì vediamo le decisioni a livello regionale che si vuol prendere e noi saremo al loro servizio. Grazie.